Bilinguismo negli uffici, nelle scuole, sulla cartellonistica stradale, posti riservati nell'amministrazione statale e locale, giornali e canali dedicati. Questo accade in Alto Adige. Le prerogative potranno essere appannaggio anche dei veneti se il Consiglio regionale del 29 novembre darà il via libera alla legge sull'applicazione al popolo veneto della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Nelle scorse ore la Commissione Affari Istituzionali di Ferrofini ha approvato a larga maggioranza il progetto, che potrebbe comunque essere impugnato dal governo per incostituzionalità, ma questa è tutta una partita politica. Si vuole far riconoscere al Veneto il titolo di minoranza nazionale. Da tanto tempo il Veneto cerca di far conoscere al resto d'Italia le caratteristiche della propria storia, della propria cultura, di popolo, così come previsto anche dal nostro statuto. E il riconoscimento di minoranza nazionale ci permetterebbe di fare un passo ulteriore anche per quanto riguarda il riconoscimento della lingua veneta. Il progetto è stato proposto dai comuni di Resana, Grantorto, Santa Lucia di Piave e Segusino. Ricordo che ci sono paesi come il Brasile, 200 milioni di abitanti, che hanno già riconosciuto al Veneto il titolo di lingua. Quindi non vedo perché riconosciamo l'occitano, riconosciamo il sardo, riconosciamo tante altre lingue che sicuramente sono parlate da una minoranza in questo paese, mentre il Veneto, che è ancora parlato da 5 milioni di persone, non viene riconosciuto.